Nel pomeriggio di giovedì 17 luglio la città di Sora e la Valle dell'Iria è stata colpita da una vera e propria bomba d'acqua. Dalle 16:30 un violentissimo temporale con vento, grandine e vere e proprie bombe d'acqua ha colpito diverse zone della città, causando danni, allagamenti, blackout energetici, linee telefoniche bloccate e numerosi disagi. Il violento ed improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche ha messo a dura prova il sistema di smaltimento delle acque piovane della cittadina Volska. Intere zone della periferia, ma anche del centro cittadino, in pochi minuti sono state sommerse dalle acque. Abitazioni ed attività commerciali ed uffici sott'acqua, alberi caduti e notevoli disagi alla viabilità con automobilisti in panne lungo le strade. Il fenomeno, conclusosi intorno alle 19, ha interessato sia il centro della città di Sora che le zone periferiche, provocando ingenti danni e disagi a causa della straordinaria quantità di pioggia caduta in breve tempo. Centinaia le segnalazioni ai vigili del fuoco e al centro operativo comunale di Sora, attivato per gestire e coordinare le operazioni di soccorso. Il solo centro operativo di Sora ha ricevuto ben 55 segnalazioni da parte dei cittadini residenti. Per far fronte all'emergenza sono state allertate 4 squadre dei vigili del fuoco e ben 15 squadre della protezione civile, provenienti non solo dall'associazione di Sora, ma anche dai comuni limitrofi. Sono inoltre intervenuti l'Associazione Nazionale Carabinieri, la Polizia Provinciale, il personale della Società Ambiente e Salute ed il personale del comune di Sora, oltre a numerosi cittadini impegnati a risolvere il problema degli allagamenti. Il centro operativo comunale è rimasto attivo l'intera notte ed ancora sta lavorando per affrontare diverse criticità. Le operazioni di monitoraggio e di intervento proseguiranno senza sosta fino alla completa risoluzione di tutte le criticità rilevate. Il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, sta valutando la possibilità di richiedere un intervento di stato di calamità naturale alla Regione Lazio, visti gli ingenti danni rilevati dalla violenta perturbazione che si è abbattuta sulla città nella giornata di giovedì 17 luglio.